Generale, siamo all'ospedale di Gorizia, l'esercito in ospedale, c'è qualche emergenza? No, assolutamente nessuna emergenza, solo il piacere enorme di condividere un bellissimo momento di musica nel reparto di pediatria, che è uno dei reparti più simbolici e significativi, specialmente sotto le feste di Natale, in presenza soprattutto di 2 neomamme, e quindi abbiamo suonato soprattutto per i bambini del reparto e per i 2 neonati di questa mattina con immenso piacere. Lei ha spiegato in sommi capi la fanfara, ci vuole spiegare perché e cosa fa questa fanfara della Pozzuolo? La fanfara, quasi tutte le brigate dell'esercito hanno una fanfara in organico. Questa della brigata di cavalleria ha una configurazione particolare perché ha un numero ridotto di elementi, sono tutti ragazzi che sono diplomati al conservatorio, e rispetto alle altre fanfare è un po' più ridotta perché la stessa fanfara di cavalleria a suo tempo, per esigenze connesse con le attività dell'epoca, essendo montata a cavallo, aveva questa configurazione particolare, quindi ridotta nel numero e con una configurazione strumentale particolare. Faccia gli auguri di Natale. E un grandissimo augurio di Natale a tutti gli ascoltatori da parte di tutte le donne e gli uomini della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Non c'è nessuna emergenza in ospedale, vero dottor Coltiuro, visto che c'è l'esercito? No, non c'è nessuna emergenza ovviamente, per fortuna, ma abbiamo voluto iniziare questa collaborazione anche con la disponibilità della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, proprio in questo luogo, la pediatria, in maniera da allietare un momento come il Natale in un reparto dove vi sono le nascite, vi sono i neonati, vi sono anche i bambini più fragili, e allora è stato il momento di unire questi aspetti anche con la disponibilità della fanfara, e ha allietato veramente in maniera eccellente questo momento. Avete allietato i bambini della pediatria, ma anche gli adulti. Questa fanfara ha una storia gloriosa. La fanfara è già stata fondata nel 92. E poi ho avuto il piacere di farne parte sia da musicante sia come capomusica dal 99. Dapprima era a Palmanova, poi nel 2001 invece è stata spostata alla Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli in Gorizia. Che repertorio usate, o meglio, come selezionate le vostre musiche? Allora, per quanto riguarda le musiche, cerchiamo di spaziare il più possibile un po' ovunque, per ogni occasione cerchiamo di adattare il nostro repertorio, e quindi non ci soffermiamo soltanto sui pezzi prettamente militari, ma anche sulla musica leggera, su varie musiche d'occasione, come ad esempio quelle del Natale, quindi con pezzi natalizi, eccetera, eccetera. Di quanti elementi è composta la fanfara? Attualmente la fanfara è composta da 24 elementi. Oggi eravate in formazione ridotta? Sì, diciamo pure giusto il posto, gli spazi e la delicatezza del posto, abbiamo pure omesso qualche strumento magari un po' più rumoroso, diciamo così, quali le percussioni. Un vostro concerto di media quanto dura? Di media sui 60 minuti. Che spazia naturalmente da pop a folklore a classico? Sì, abbiamo fatto pure dei pezzi di musica popolare, contemporanea, musica leggera, un po' di tutto. Oggi siete andati dall'inno della Pozzuolo alla sigla di Topolino. La gente come vi accoglie quando fate un repertorio così vasto? In genere noi cerchiamo di adattare al meglio l'occasione, i pezzi che andiamo ad eseguire. Infatti di solito il successo è quasi scontato, perché se sono dei bambini e facciamo dei pezzi del genere è sempre piacevole ascoltarli, e quindi siamo noi che di solito adattiamo i nostri pezzi al luogo dove andiamo.
Assessore, la fanfara in ospedale non si vede spesso, vero? No, assolutamente no, però è un momento piacevole, un momento di integrazione fra enti locali, azienda sanitaria e esercito, perché a Gorizia l'esercito è una cosa, la fanfara, l'esercito, la Pozzuoli, una cosa sentita è nel cuore dei goriziani. Quindi i bambini si sono divertiti da quello che ha visto che lei ha partecipato a questo concerto. Al di là che i bambini si sono divertiti moltissimo, abbiamo visto i 2 neonati che sono stati accolti oggi con la fanfara, che sono rimasti tutto il tempo e non hanno pianto, quindi anche ai bambini piace la musica.